Buon pomeriggio poveri di tutto il mondo, eccoci tornati sulla città più ricca del mondo, la città di Elon Musk, la città del futuro. Ovviamente adesso è solo una bozza così, ma vedrete che poi diventerà una roba fantastica. Allora, stavo guardando che gli ingegneri un po' ignorantini che abbiamo in città hanno costruito tutti i centri abitativi, tra cui anche le industrie, non diciamolo, in zone che sono utili per... sono terreni fertili. Cioè, spettacolare, ragazzi. Praticamente dovremmo abbattere tutto. Ma non lo faremo adesso, lo faremo quando avremo... Quando ve lo dico io, come diceva Giuca Scasella. Si abbandoni? Io conto fino a 3 e lei dorme. 1, 2, 3. 2, 3. Mamma mia, quanto sono vecchio a dire questa cosa. Lo faremo quando ci sarà il motivo per farlo. Per ora manteniamo la città in questo modo. Tanto lo sapete, ragazzi, io gioco a questi giochi qua fondamentalmente per costruire. Io amo distruggere e perciò... Ed è per questo che voi siete qua, perché anche voi siete dei distruttori. Ma ora bando al ciance e iniziamo a giocare. Ignoriamo totalmente questa cosa delle zone fertili, che tanto non ce ne frega niente. Tu devi stare zitto, vattene. Oh, un po' di musica. Però stavo vedendo che questi palazzi qua, a quanto pare, vogliono vicino le zone un po' più affollate. Quindi io ho fatto una bella cavolata a mettere... allora vi faccio vedere. A mettere le zone, esatto, le zone commerciali su questa strada per poi allontanare i palazzi. Quindi adesso ci sarà un cambio generazionale. Noi prendiamo le case di questi brutti signori e le andiamo a togliere completamente. Le andiamo a togliere e al loro posto mettiamo questi bei palazzoni industriali. Quindi andiamo a cambiare le case, sempre che il gioco ce lo permette. Che con questi aggiornamenti non si sa mai cosa viene fuori. E anche qua facciamo la stessa cosa. Quindi realizziamo delle case costruite in questo modo. Qui andiamo a togliere e qui andiamo a togliere. Voilà, voilà, andiamo a spostare interi quartieri. Andiamo, voilà, andiamo a spostare interi quartieri. Ma che spettacolo l'abusivismo edilizio, spettacolare. Anche qua io direi che andiamo a fare una cosa del genere. Quindi andiamo a rimuovere queste case qua. Perché? Perché questo ci aumenterà il benessere della zona commerciale. Noi lo sappiamo che Elon Musk guarda prima di tutto i suoi interessi. Andiamo avanti con il tempo e vediamo questi palazzi che vengono tirati giù, tra l'altro appena costruiti, spettacolare. Ma sì, perché alla fine l'architettura di Elon Musk è un po' questa, un po' sì, un po' no, un po' c'è, un po' non c'è. E questo è il bello di questa città. Continua evoluzione, trasformazione. Spettacolari. Anche se questo palazzo qua mi piace molto, devo dire, devo essere onesto. Devo essere onesto, io quasi quasi lo potrei anche lasciare questo palazzone qua vicino al parcheggio. Non lo so, mi piace, non lo so. Vediamo un attimo. Ok, lo lasciamo lui. Non so, mi piace questo palazzone vicino al parcheggio. Mi sa molto di zona industriale, boh, non lo so. E poi è bello perché questi qua, che saranno sicuramente dei poveri, guarderanno dalle finestre queste mega ville col giardino qua. Cioè, che bello è, spettacolare. Per me è bellissimo. Tra l'altro, una cosa che non mi piace, queste ville qua non sono doppie, sono singole. Oh, là. Singola unità abitativa. E ci sta di bestia. Guardate che lag, ragazzi, mamma mia. Ah, quindi i quartieri ricchi danno verso la scuola. Vabbè, ci sta. Ci sta, non verso l'interno, vabbè. Ci può stare, non condivido, ma ci potrebbe stare. Bene. L'energia continua a saltare, ma non è vero. Allora, un sacco di tempo libero, perfetto, non avrei un cazzo da fare, beata te. Allora, qui la nuova zona come sta andando? Ah sì, questa è Onde, sta andando molto bene, devo dire. Ecco, magari anche qua poi dovremmo fare un restyle della zona e mettere magari le zone con le case più verso di qua, perché anche qua immagino esatto, ci sia un po' la stessa questione. Quindi questi palazzini qua forse
andrebbero messi più da questa parte. Va bene, dai, lo facciamo. Qua non credo che ci sia bisogno. Invece qua sì. Quindi andiamo a prendere questi giga palazzoni e ne andiamo a mettere così. E qua no, qua no. Qua no, qua va bene così. Qua li andiamo a mettere. E magari facciamo delle stradine, delle robe. Voilà. Sì, dei bei palazzoni a onda. Non vedo l'ora che nascano per vedere, che crescano, per vedere come cacchio sono. Ma immagino già le prodezze di questo gioco. Bene, bene, bene. Qui facciamo un'altra strada grande, dai. Cioè, grande. Facciamo una strada, allarghiamo un po'. Facciamo così. Sì, questo incrocio qua è abominevole. Va bene, ci piace, ci piace. Allora, torniamo a noi. Noi abbiamo 3 tecnologie da scegliere. Allora, possiamo fare lo sviluppo di rotonde, che non sarebbe male. Struttura di parcheggio sotterranea. Interessante, interessante. Allora, mi piacerebbe fare autostrade perché vorrei agganciarla sopra la città. Però per ora no, dai. Allora, obiettivi. Va bene, sviluppo. Andiamo sull'elettricità. Possiamo batterie di emergenza o centrale a gas. Centrale nucleare, energia geotermica, centrale idroelettrica, centrale solare, va bene. Qua abbiamo l'impianto di trattamento delle acque, crematorio o ospedale. Anche il crematorio non sarebbe male, ricordiamolo, per il surplus di poveri in città, se ci dovessero essere mai. Centro di riciclo, impianto inceneritore, college, anche il college, anche il college è il primo passo verso l'istruzione superiore. Allora, il college ce lo facciamo perché lo voglio. Lo voglio. Allora, poi servizi antincendio di base. Abbiamo torre di avvistamento incendi, difesa di emergenza piccolo. Torre avvistamento incendi, secondo me potrebbe essere, visto tutto il bosco che abbiamo, potrebbe essere una buona cosa. Polizia abbiamo ente assistenziale. Fornisce sostegno finanziario ai cittadini a basso reddito. Cosa? Non esistono cittadini a basso reddito qua. Quartier generale della polizia, molto meglio il quartier generale della polizia. Allora, sicuramente potrei andare a prendere qualcosa a livello stradale. Iniziare a fare strade grandi. Ne ho abbastanza di punti. Sì. Andiamo a fare strade grandi, dai. Wow, che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Allora, qua potrei potenziare proprio con una strada grande, ragazzi. Allora, guarda qua che roba. Scusate, quanto diventano grandi? Fatemi vedere un po'. Abbastanza. Non grandissime, però abbastanza grandi. Ah, si mangiano un altro quadratino praticamente, ok. Ok, ok. Ho capito. Ah, vediamo i nuovi quartieri, ragazzi, che sono sbucati. Belli, con le case qua vicino. Fatemi vedere la zona del commercio. Beh, molto meglio direi, sì. Comunque questo è il nuovo profilo della città. Palazzoni. Palazzoni come se non ci fosse un domani. Però qua non mi piace. Io voglio un palazzone unico. Eccolo qua. Sta arrivando. E qua dei palazzoni. Ok, va bene, va bene. Qui che vedono i poveri si guardano bene, bene, bene le nostre casupole. Bene, qui la strada l'abbiamo fatta. Anche qua ci starebbero dei palazzoni, a dir la verità. Dei palazzoni. Secondo me qua ci stanno a bestia. Proprio una zona tipo ghetto. Tipo là ci sono i palazzoni. Top. Bello, bello, bello. Ok. Quindi abbiamo la scuola.
esatto, devo mettere la scuola media superiore che non ho messo ancora. Ma non la metto qua, ragazzi, la scuola media superiore. La mettiamo qua nella nuova cittadina. A proposito di nuova cittadina, abbiamo dei terreni da comprare. E qua i terreni vanno comprati per forza. Allora, sicuramente in questa zona andiamo ad acquistare i terreni, perché bisogna ampliare tutta questa zona. E poi bah, non lo so. Mi piacerebbe acquistare anche per costruire su questa isola, però... Allora, ho visto che dal terreno in quest'isola qua c'è su i depositi minerali con il colore del terreno che è abbastanza buono per appunto i minerali. Quindi qua ci sarebbe l'industria mineraria, ma non abbiamo a disposizione questa tecnologia, quindi non possiamo ancora utilizzarla. Ok. Vediamo un po' dove altro. Però mi sembra che io possa costruire il pollame adesso, cioè i campi di pollo. Mi sembra che o robe del genere io possa fare. Vediamo un attimo. Eccolo qua, infatti, guardate, fattoria con animali, polli. Ah, ma anche le estrazioni di pietre. Ah, beh, ragazzi, allora se c'è l'estrazione di pietre qua dobbiamo puntare a fare i soldi, a fare la grana. A fare grana. Allora, aspettate, fatemi vedere. Sì, quindi potrei prendere questo quadratone e lo prendiamo per fare spazio a tutta questa zona di utilizzo dei minerali. Poi bisogna scoprire com'è. E anche questa qua per prendere i pollini, per fare i polletti. I polletti amadori, ragazzi. Ma che profumo, cos'è? I polli 10+, la chiamiamo la zona dei polli 10+. Che bello, che spettacolo. Allora, andiamo a farla, va. Tu ci fai una bella strada qua così, a rischio esondazione, che ci piace molto. Noi facciamo un ponte. Ok, guardate che bellino. Che bellino questo ponte. Top gamma. E poi andiamo a farci la strada che ci porta ai nostri polli. Quindi il ponte dei polli lo possiamo chiamare questo. Attenzione, quindi qua la strada che arriva qua. E poi qua. Perfetto. Allora, questo lo andiamo proprio a rinominare Ponte Campo Rosso. Ma che è? Ponte dei polli. Bello è il ponte dei polli. Bello è il ponte dei polli. Tra l'altro a rischio proprio inondazione instant. Ma ci piace perché deve essere una zona un po' rurale. Un po' di robe che... Sì, un po' di roba così. Allora, andiamo a fare questo... Oh, questo pollame. Che tra l'altro il pollame, ragazzi, io ho detto una cavolata. Perché il pollame, mi è venuto in mente adesso, non ha bisogno di terreno ovunque per erigere. Quindi questa cosa qua del pollame ho fatto una cavolata. Ma fa niente, vi spiego il perché. Perché poi in un futuro andremo a sistemarlo. Anzi, io voglio fare la strada qua. Guardate, allora, se mi riesce. E qua ci facciamo dei bei pollini amadori. Tra l'altro non sono pagato dall'Amadori, l'avreste mai detto? non è pubblicità. Amadori, però se vuoi pagarmi io faccio la città 10+, Ecco, potrebbe chiamarsi così questa puntata, la città 10+. Allora, e voilà. E qui ci facciamo dei bei pollini. Allora, dove sono i polli? Ah, questa industria qua. Eccoli qua. Ecco qua, ci facciamo un bel campo di polli. Che spettacolo! Il polli, signori. E voilà, signori. Abbiamo creato i nostri polli. La fattoria dei polli, la fattoria Amadori. Quindi questa sarà la fattoria... No, aspettate, questa. La fattoria Amadori. Voilà. Voilà. Che spettacolo. Viottolo del Rivo, no, non mi piace. La chiamiamo
la via dei polli. Voilà. Che bellezza, ragazzi. Abbiamo il primo nostro pollaio e non è in città, attenzione. Allora, dobbiamo fare anche la zona per l'estrazione delle pietre. Wow. Qua è interessante. Si fa interessante il gioco, si fa interessante. Allora, vicino alla villa del nostro amico, noi gli facciamo una bella strada di quelle, quelle belle toste. Allora, andiamo qua. Ma facciamo una roba così, un po' più spartana. Qua, sempre un ponte da zotici, che ci piace tanto, il ponte da zotici. Allora, vediamo. Qua lo devo avvicinare ancora. Quindi i ponti vanno molto avvicinati in questo gioco, non pensavo. Ah, però secondo me il ponte, ho capito come ragiona il gioco. Cioè deve avere una struttura al centro. 1 hour later. Allora, signori, ho fatto questo ponticello che poi ponte vero e proprio non lo è, ma la strada che continua, per andare proprio nel distretto industriale, minerario, dove possiamo tirar fuori tutte le pietre preziose di questa bella città. Allora, perché i ricchi seguono la ricchezza. Ricordatevi, gente, i ricchi seguono la ricchezza, non seguono voi, seguono la ricchezza. E voilà. E voilà, guarda che figata sta roba. Allora, la facciamo fino a qui. Poi qui curva. No, la tiriamo dritta, dai. La tiriamo dritta fino a qua. Che spettacolo, ragazzi. Allora, una bella stradina. E adesso gli piazziamo un bel estrattore minerario che inquina come il demonio. Ok, eccolo qui. Ci piazziamo un bel estrattore minerario. Allora, lo piazziamo qua o qua? Ma io direi qui all'inizio. Ok, facciamo tutta la zona. Va, che figata. Qua tiriamo fuori. Tiriamo fuori grano da qua. Ragazzi, sì. Il grano qua non basta mai. Fatemi vedere. Ok, dai, siamo abbastanza conformi, diciamo, dai. Stiamo tirando fuori grano. Che bella questa zona. Così a ridosso poi dell'autostrada. Uno arriva e si vede questa spianata enorme. Che spettacolo. Però il campo dei polli tanta roba, il campo dei polli proprio nel cuore. Allora, qui abbiamo una strada per le industrie. Ma facciamo una strada che gira a questo punto. Magari una stradina per adesso. Facciamo sempre con questo comando qua attivo. Una stradina che circunnaviga, dai, facciamo. La potremmo far finire qua così, guardate. Anche se mi mangio una parte di industria, però a me che me frega. E secondo me ci sta. Ci sta molto, quindi la lasciamo. Belle, dai, ci sta. Ci sta. Allora, qua ci potrebbe stare una rotonda. No, però più in qua sì. Più in qua sì. Perché secondo me la rotonda qui c'entra molto. Perché si fa un po' carico dei sentieri. Cioè insomma della strada, dello smistamento stradale. E non va troppo a rompere le balle alla nostra amica Fritz qua, alla centrale. Quindi una rotonda io la farei piccolina. Secondo me ci sta. Qui abbiamo la strada unica che si rifà la rotonda, va bene. E qua buttiamo giù altre aziende. Quelle che erano... No, qui no. Che erano state scartate dalla formazione di questa rotonda. Ci sta. Così ci sta una bella rotondina. Voilà. Voilà. Adesso la città inizia a prendere un po' forma, un po' forma. Quindi industria spinge tantissimo. Chissà se ci sarà anche l'industria del legno, nel senso che se la potremmo fare noi.
Non vedo l'ora di poter coltivare tutta questa zona dopo che ci sono state le industrie, proprio il top. Allora, qua ragazzi, facciamo una bella zona con uno stradone enorme, perché poi la tireremo tutta giù. Fatemi vedere. Completamente. Perfetto. Perfetto, è il sogno erotico di ogni costruttore di città. Allora, andiamo a ampliare qua la zona. La facciamo, sì, verso l'interno. No, così va bene. Che spettacolo, signor. Che spettacolo, spettacolo. Guardate qua, che bellina che è questa città qua. Che bellina. Qui la strada si pompa che è un piacere. La strada, ecco qua. Spettacolare. Si ostruiscono di continuo le fognature. Cosa stanno dicendo questi pezzenti? Allora, fatemi vedere. Commercio dell'acqua. Portazione. Disponibilità di acqua non è altissima, però va bene, dai, qualcosina c'è. A parte che possiamo fare un serbatoio idrico nella zona dei polli, fatemi vedere. Sì, ci starebbe proprio bene un bel serbatoio idrico. E la mettiamo. Ah, va, che bello, una bella torrettona dell'acqua. Chi ci ammazza più? Chi ci ammazza più? Qui qual è il problema? Vabbè, il solito problema delle case. Ma andiamo a metterle anche qua, dai. Queste case qua. Come ci stanno questi palazzoni? Poi dopo vediamo, Vediamo un po'. Sì, 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 guardate che bellini. Belli, belli, belli. Allora, qua io posso prendere ancora 2 Tails. Oh, sarei curioso di prenderne questi 2 qua, però non sono, secondo me, fondamentali. Potrei prendere questi 2, però non so. Non lo so, non mi fanno impazzire. Però potrei andare sulla strada centrale qua e ingrandire, perché ingrandimento ci sta. E fare case su case che contengono case. Questa è la strada principale con i negozi, va bene. Allora, io direi togliamolo qua, la strada. E qua ci mettiamo tutta la linea di negozi. Ma non solo, andiamo a chiudere, a togliere anche questa strada qua. E questa. Andiamo a far così. Così. Vediamo il via. A parte che qua potrebbe anche starci una stradina laterale così. E poi andiamo a mettere altri negozi. Quindi andiamo a metterli di qua. Però in realtà sono così quelli grossi, quindi poi una cavolatina. Fatto. Andiamo a rimuoverli. E ok, abbiamo espanso un po' questo quartiere. Bello, mi piace. Il quartiere che sta crescendo, va bene. Ci richiedono più industrie. Più industrie. Dove mettiamo le industrie qua? In questa stradina qua qualcosa possiamo mettere. Ah, c'è la falda però, no, allora no. Tuteliamo il territorio, ragazzi. Tuteliamo.
Qua completamente, la zona industriale completamente sopra il terreno fertile, ma non fa nulla. Allora, qua ci farei però delle case obiettivamente, perché mi piace questa zona qua. Quindi facciamo un bello stradone. Condomini complichini. Un classico moderno che dona il sorriso ai suoi abitanti. Wow. Andiamo a costruire. Facciamo un braccio. E facciamo l'altro. E ci facciamo poi delle strade. Volevo farmi delle strade laterali. Voilà. Qua siamo saliti a borgo enorme, signori. 4, 6, beh, perfetto, top. Bene, sono contento. Voi siete contenti? Pensate che Elon Musk gliene freghi qualcosa della vostra contentezza? Schiavi? No, non gli interessa. Lui vuole solo il profitto. Per voi anche. Lo fa per voi, ragazzi. Lo fa per voi. E voilà. Che spettacolo, signori. Che spettacolo. Spettacolo. E poi qua. Sì, qua ci faccio delle altre casettine. Così anche qui. Via, via. Costruire un imperativo. Va che bella che è la città. Va che bella che è la città. Spettacolare. Abbiamo un nuovo edificio. Ah, eccolo qua il condomini complichini, ragazzi. Ah, sono dei condomini un po' particolari, carini. Ma sì, questa zona qua potrei farla tutta residenziale, dai. Così ci mettiamo i condomini complichini. Fatemi vedere dov'è che sta il pollo 10+. È al limite dei condomini complichini, Questa cosa non mi fa impazzire. Però allora, questo lo chiudiamo così. Ok. E qua effettivamente potremmo mettere i complichini. Condomini complichini, però anche qua così, guardate. Ah sì, dai, mettiamoli. E mettiamo. Cosa sono? Abitazioni con affitto basso. Ma no, assolutamente no. Assolutamente no. Sei fuori, fia. Ma qua da Elon. Ma poveri. Poveri. A noi ci fanno schifo i poveri. Buh. Poi sono contagiosi, lo sapete? Buh. Qua costruiamo come un bel quartierino. Guardate qua. Bellino. Bello, 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 dai. Mi piace. Questi condomini sono proprio belli, devo dire. Guardate che bel design. Mamma mia. Spettacolari. Un po' sprecati in mezzo a tutta questa marmaglia, però molto belli. Bene, 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 bene. Va bene, signori. Allora, il gameplay per ora finisce qua. Abbiamo ampliato un po' la zona. Stiamo costruendo, ci stiamo spostando. Insomma, abbiamo scoperto che abbiamo costruito nei posti sbagliati. Ma fa nulla. Questa città è una città in continua espansione. E noi ci espanderemo con essa, diventando degli obesi di merda. Va bene, signori, anche oggi body shaming l'abbiamo fatto. Alla prossima.